Non solo la solidarietà di tutti voi telespettatori, anche la Regione Veneto si è mossa e ha deciso di devolvere una cifra importante per l'operazione del piccolo Joe. 50.000 euro sono stati destinati a questo bimbo di Piazzola sul Brenta. Ora i 400.000 sono praticamente una certezza. Senza la quota messa in campo dalla Regione, mamma Erika ha comunicato che la cifra raggiunta oggi è pari a 326.000 euro. Una cifra che cresce di ora in ora e che con l'aggiunta di questo importante finanziamento dai palazzi veneziani significa che Giovanni potrà correre e giocare con e come i suoi amichetti. Ma questi 50.000 euro non sono l'unica buona notizia che vogliamo darvi, perché oggi è arrivato un primo esito della risonanza magnetica cui è stato sottoposto il piccolo guerriero all'ospedale di Campo San Piero. La cartilagine c'è. Questo è un elemento fondamentale, il più importante. Adesso gli esami saranno passati al vaglio del professor Paley, il luminare che si occuperà dell'intervento del bambino in Florida e che determinerà modalità e tempi d'azione. Intanto si susseguono le iniziative di raccolta fondi. Domenica prossima, nell'area golenale del Brenta a 9, in occasione della giornata dedicata agli aquiloni, sarà allestito un gazebo per la vendita dei famosi biscotti di Joe. E proprio lui sarà la guest star, l'ospite d'eccezione che farà volare davanti a tutti e per tutti l'aquilone della solidarietà. Un gesto che racchiude un profondo significato, una sorta di buon auspicio, come nelle credenze orientali, e che tanto ricorda le parole della poetessa Alda Merini. Bambino, se trovi l'aquilone della tua fantasia, legalo con l'intelligenza del cuore. Vedrai sorgere giardini incantati e tua madre diventerà una pianta che ti coprirà con le sue foglie.